visivo. La scuola diventa, al di là di un muto spazio fisico, sia più confortevole, un luogo carico di significati. Ho scelto come mia prima sede, da dirigente scolastico, l'Istituto Superiore di Pisignano, scuola complessa e per questo stimolante, un bellissimo edificio, docenti e collaboratori competenti e motivati, ma nonostante le ottime premesse ho avvertito subito, fin dall'inizio, un disagio. Tutto questo non aveva un nome, non aveva nome la scuola, la sua missione educativa, i valori che vuole promuovere. In verità, passi in questo senso erano stati già fatti. C'era in animo di intitolare la scuola Terzo Siciliano per un suo legame con la terra del padre e per la sua testimonianza letteraria di vita, ma l'intenzione languiva tra le pastoie burocratiche. Ho aderito con entusiasmo e ho velocizzato le carte che hanno viaggiato con tanta celerità da consentirci oggi di stare insieme qui per celebrare appunto Enzo Siciliano. Non è mio compito parlare di lui, della sua figura, di ciò che ha rappresentato per la cultura italiana del secondo Novecento. Sono per questo compito inadeguata. Altri con competenza, affetto di frequentazione, acume critico e rigore ermeneutico lo faranno subito dopo di me, appunto Arnaldo Colasanti, Mario Pesiati, Mauro Pellegrini e il figlio Francesco Siciliano. Devo solo riferire un episodio. Tempo fa sulla spiaggia di Praia al Mare ho letto un romanzo di Enzo Siciliano, Mia madre amava il mare, e vi trovai una specie di inquietudine che sottilmente interessava anche me. Io sono romana, che si sente, da ragazza in Calabria, e pur vivendo qui da tanto tempo, tra calde amicizie e teneri affetti, Roma mi manca molto. Ho pensato e penso che Enzo Siciliano abbia vissuto con struggente tenerezza la memoria delle sue radici. Ritengo che il ricordo delle origini lo legasse con i fili della nostalgia alla Calabria, la terra dei suoi, degli affetti familiari, di ricordi nitidi nel tempo, quella Calabria favolosa che descrive con struggente malinconia, arsa e profumata, ombrosa e severa sulle montagne, madre aspra e accogliente ovunque, acerba e rigogliosa. Come dice Francesco Siciliano, Enzo non aveva l'idea della Calabria appiccicata. Enzo Siciliano la Calabria la teneva dentro, una Calabria immaginata, raccontata attraverso un filo psicologico. Quel suo desiderio di Calabria era vero e lo teneva vivo e aggrappato a uno spiraglio di allegria fanciullesca. Il non entrare nel campo degli orfani, dice ancora, l'assillo che provavo non riguardava la Calabria e il fascio di memoria legato ad essa, piuttosto riguardava il modo per abbandonarla definitivamente. Chiusi gli occhi, soltanto l'immaginazione avrebbe potuto d'ora in poi contemplare il cielo per Vinca, che caduto il sole copre al tramonto quel mare tanto amato. Quel cielo era la luce del mio sangue. Ho letto e riletto in questi giorni quel suo romanzo, Mia madre amava il mare, e le sensazioni di allora si sono confermate ancora più vive. Feroleto, Pisignano, le dolci colline, il mare di Calabria, sono certa che Siciliano li aveva impressi nel cuore con i carezzevoli colori del riparo. Aveva certamente nel cuore la pazienza antica dei calabresi, che non è infingarda lentezza, ma saggia disposizione a riflettere. L'allegria sia pure tra traversie e miseria, l'arte dei liutani, la dolcezza dei canti, lo sciabordio delle onde, i miti, le leggende di una terra antica e incantata. Mi pare che in quel libro il narrare di sé sia stato per Siciliano un modo per conoscersi meglio, per lenire un distacco, per curare le piccole ferite della memoria. A me pare che questa sia la trama principale della sua poetica.
rintracciare con le parole scritte la possibilità di un equilibrio tra la vita e il ricreare la vita, tra l'inventariare la realtà e trascenderla, fino ad esprimere il vero senso della propria esistenza, in una considerazione più alta della condizione umana. Per sapere chi siamo, scrivendo, sembra sia necessario uscire dal tempo. Il narrare diventa così un esercizio di conoscenza interiore che può sanare remoti distacchi, ferite presenti in noi come schegge dimenticate. Questo ha testimoniato Enzo Siciliano, non solo con il suo lavoro di letterato e di promotore di cultura, ma anche con la sua rettitudine e il suo impegno civile. E affinché l'insegnamento di Enzo Siciliano resti vivo nella terra di suo padre, si è pensato, appunto, come già diceva la professoressa Pedramara, di istituire un concorso letterario di rilevanza nazionale, articolato in diverse sezioni. Sul progetto sta già lavorando un comitato che, scelta la forma giuridica del premio, stabilirà lo statuto e il regolamento. Sarà così riaffermata nel tempo la lezione di Enzo Siciliano, lezione letteraria e di vita, che affidiamo ai nostri ragazzi che sono qui presenti e ai cittadini di questa splendida città, con l'auspicio che la scuola di Misignano ne sia permeata e ne tenga alto il costume. Grazie. Carissimi convenuti, con grande orgoglio e profonda commozione, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità misignanese, porgo i saluti di benvenuto a tutti voi. Consentitemi di salutare caramente Francesco Siciliano, figlio del compianto Enzo, che oggi nelle qui in Misignano ricordare la cara e indimenticabile figura paterna. Saluto e ringrazio anche, se non è più presente tra noi perché è dovuto andare via, il Presidente della provincia per il grande impegno profuso per la realizzazione di questa giornata particolare. L'assessore Gagliardi, che è andato via insieme al Presidente, e il consigliere zonale Floriano Pellegrini. Saluto il direttore generale della BCC, che è sempre sensibile a queste manifestazioni e che ci consente spesso di superare quel piccolo scoglio che è costituito sempre dal fattore economico, diciamo, quindi gli siamo veramente grati. Il dottor Antonio Santagata, dirigente scolastico provinciale, Federico Novelli, è stato sostituito dal dottor Nicola Penni. La preside Michela Begotti insieme a tutto il corpo docente, direi che si può dire che è un vulcano in continua eruzione, quindi la ringraziamo, è stato forse veramente San Dumini che ce l'ha mandata. Il professor Mauro Minardino, il professor Arnaldo Colasanti, la giornalista in linea Pedramara, che coordina i lavori di questo incontro, il direttore dell'ASP Franco Pedramara, l'onorevole Franco Morelli, il comandante della compagnia diretta dei carabinieri, il tenente Francesco Mandia, scusate se qualcuno mi sfugge, un abbraccio a tutte le scolalesche con l'augurio che la raffinata e appassionata anima intellettuale di Enzo Siciliano sia da faro verso il trono dell'impegno civile e culturale. E permettetemi un saluto particolare, anche perché è legato da una certa analogia, anche in maniera più profonda,
Un saluto particolare e un augurio di buon lavoro al nuovo procuratore della Repubblica di Cosenza che oggi ci onora della sua presenza. Chi ha avuto la fortuna di conoscere il siciliano lo ricorda per la sua passione contagiosa e trascinante per la cultura, per la ricerca e la scoperta di nuovi talenti e per le impressionanti competenze di erudizione, letteratura, musica, arte, cinema, teatro. La intitolazione di questa scuola è un omaggio ad un uomo che ha giocato un ruolo di rilievo nella cultura italiana contemporanea, facendo anche da cerniera tra gli scrittori dell'inizio Novecento e la sua generazione, coniugando sempre la tradizione con l'innovazione, compito non certo facile. Un omaggio al letterato di origine meridionale, che non può essere ricordato semplicemente come presidente della RAI, ruolo marginale e riduttivo rispetto a tutto quello per cui veramente va ricordato. Protagonista della cultura e della vita civile italiana. Rivolgo un invito particolare alle scuole destre che da domani si troveranno a dire frequento l'Istituto Superiore Enzo Siciliano. Approfondite la conoscenza di questo grande intellettuale, leggete con avidità i suoi scritti. Non lasciate che questo momento sia sterile e formale, ma sia invece l'inizio di un percorso di conoscenza, di verità. Solo così renderemo veramente onore a Enzo Siciliano. Grazie. Porgo agli illustri presenti in sala, dirigenti scolastici, corpo docente, esimi relatori, autorità presenti, al sindaco un caloroso e affettuoso saluto. Nel formulare ufficialmente il saluto di benvenuto, con profonda ammirazione e stima al figlio di Enzo Siciliano Francesco, è gradita l'occasione augurandole una serena e proficua giornata nella nostra comunità, terra di Calabria che ha visto e dato origine ai genitori dell'illustre scrittore. C'è stata piena condivisione fin dalle origini tra il Consiglio d'Istituto della scuola e l'amministrazione comunale per la scelta nell'intitolare, o meglio dire, dedicare alla figura, all'opera, alla professionalità, ma soprattutto, voglio dire, all'uomo Enzo Siciliano. L'Istituto di Istruzione Superiore, Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Industriale. Dicevo figura, carismatica, di intellettuale moderno, i cui interessi hanno spaziato in molte attività differenti che vanno dalla trasmissione adolescenziale e giovanile per la musica classica e le opere liriche, al rapporto d'amore per il cinema, ad occuparsi della cura di volumi di letteratura italiana, di teatro, di storia, di filosofia e non in ultimo di giornalismo. Noi oggi lo conosciamo attraverso i suoi romanzi e i suoi lavori teatrali. Considerata la figura e la spaziabilità dello scrittore intellettuale ben si adatta al nostro istituto, il quale corso di studi è configurato in modo che gli studenti abbiano una più larga visione delle conoscenze, affinché la loro scelta ricada in modo ottimale non solo sulla formazione professionale, ma soprattutto sulla scelta degli stili di vita. La figura intellettuale di Enzo Siciliano deve essere da sprone nella ricerca, nella conoscenza di questo istituto, di oggi e delle, mi auguro, generazioni future. Il travaglio intellettuale sui grandi temi che compongono la società hanno da sempre rivestito la figura dello scrittore, tanto da essere descritti ed analizzati come delicati casi psicologici. Io sono un medico e quindi mi piace, posso realmente dire che è stato un grande psicologo.
e che ben possiamo posporre nella società moderna, odierna. Oggi i nostri figli vivono